Il Milazzo si conferma capolista solitaria nel girone B di eccellenza, batte al Marco Salmeri l'Aci Sant'Antonio nella prima di ritorno e apre il 2025 col botto. La squadra di Bognanni non concede sconti nemmeno ai catanesi e rimane imbattuta in casa, potendo vantare anche la migliore difesa del torneo con appena 6 reti subite. Dopo un primo tempo equilibrato nel quale comunque il Milazzo ad avere la palla del vantaggio con Bucolo che però strozza il sinistro, i rossoblù passano nella ripresa quando al secondo minuto il signor Anelli di Palermo concede calcio di rigore sull'Ocantro e dal dischetto la Spada non perdona Di Martino, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Gli ospiti non hanno il tempo di reagire, infatti 5 minuti dopo i mamertini raddoppiano con Ferré che di testa anticipa tutti, facendo così Milazzo 2, Aci Sant'Antonio 0, e per l'attaccante rossoblù si tratta della prima rete in campionato con tanto anche di dedica. Insiste la squadra di Bognanni che poco dopo avrebbe la chance per mettere a segno la rete del Tris, ma Franchina col sinistro da pochi passi non centra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che la formazione mamertina centra però al minuto 73 quando la Spada con una fantastica conclusione da oltre 35 metri scavalca Di Martino fuori dai pali facendo letteralmente esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Per il classe 2001 del Milazzo è doppietta personale, ottavo sigillo in campionato. Nel finale ancora il Milazzo a un passo dal poker con Diallo che da posizione vantaggiosa spara però alto sulla traversa. Il Milazzo sale in classifica a quota 37 punti e si conferma in prima posizione con 2 lunghezze di vantaggio sul Modica, mentre l'Aci Sant'Antonio rimane fermo a 13 e scivola in quart'ultima posizione.